Si terrà domenica 20 nell'ambito del cartellone dell'estate ioppolese 2017 una iniziativa denominata Processo all'articolo 4 di Danilo Dolci, ecco, un'opera musico-teatrale con riduzione e adattamento a cura di Gioacchino Lodestro. Ecco, ci parli meglio dell'iniziativa. Dunque, si tratta di una rappresentazione teatrale che è una produzione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento. Si tratta di un'opera interamente interpretata da avvocati di Agrigento. Abbiamo con quest'opera musico-teatrale portiamo in scena la vicenda umana e processuale di Danilo Dolci, il quale nel 1956 venne arrestato per aver inscenato quello che passò alla storia come il processo come lo sciopero alla rovescia. L'opera racconta, appunto, intersecando diversi piani narrativi, quella vicenda umana e processuale di Danilo Dolci, il processo, lo sciopero alla rovescia, l'arresto, il carcere e le arringhe, famose arringhe che in quel processo vennero tenute da padri costituenti, perché il Dolci venne difeso da un collegio di difesa di tutto rispetto, tra i quali il futuro presidente Sandro Pertini e il padre costituente Pietro Calamandrei, che vi tenne una famosa arringa che è una sorta di testamento morale di Calamandrei stesso. Si parla della Costituzione, si parla dell'articolo 4 della Costituzione che paradossalmente viene sottoposto a processo quale principio fondativo e valore costituzionale, messo in discussione dalle leggi purtroppo ancora sotto la cappa delle leggi da fascista del periodo fascista. Come avete coinvolto un po' tutti i cittadini di Ioppolo anche in questo contesto di estate ioppolese che sta andando bene? Sì, infatti nell'ambito dell'estate ioppolese è stata inserita questa rappresentazione proprio a dimostrazione del fatto che non è soltanto rustitina e balli lisci in piazza, ma qualcosa anche di più importante, di più impegnativo. A me tocca nell'ambito della rappresentazione l'ingrato compito di fare il Presidente del Tribunale, quindi colui che condannerà purtroppo Danilo Dolci, però il figlio di Danilo Dolci mi ha già perdonato. La gente di Ioppolo è interessata, speriamo appunto di interessarla ancora di più, proprio perché la vita di Danilo Dolci spesso è stata anche sottovalutata, misconosciuta, per cui riscoprire la sua vita, anche il suo impegno, è un modo anche per impegnarci noi stessi per tutto quello per riconoscere anche tutto quello che lui ha fatto per gli abitanti di Balestrate, di Partinico, sia come lavoratori della campagna sia come pescatori.